stato condannato a 3 anni di reclusione previo patteggiamento Palmiro Boscolo Moretto, chiamato Rino, chioggiotto di 64 anni, arrestato all'inizio di febbraio, dopo che nella sua abitazione la Polizia di Stato aveva rinvenuto 150 grammi di cocaina e 74.000 euro in contanti. L'uomo, fino ad allora incensurato ed ex gestore di un bar in centro storico, era stato messo alle strette da una soffiata giunta al commissariato. Dopo l'arresto aveva ritenuto di non dover rispondere alle domande del giudice per le istanze preliminari Andrea Battistuzzi, rimanendo così nel carcere di Santa Maria Maggiore fino agli arresti domiciliari disposti il 2 marzo scorso. Ieri la celebrazione del processo avanti il giudice dell'udienza preliminare Gilberto Stigliano Messuti. Boscolo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico, si è visto comminare anche 12.600 euro di multa, oltre alla confisca dei 74.000 euro detenuti in casa, ritenuti il ricavato delle attività di spaccio. Rino Boscolo Moretto fu arrestato mentre usciva di casa da alcuni agenti in borghese che lo hanno costretto a risalire. Il pacco di cocaina da un etto era ancora confezionato, altri 50 grammi già divisi in dosi con un bilancino e il denaro contante sparso un po' ovunque nell'abitazione. Incidente sul lavoro questa mattina attorno alle ore 11:30 lungo la banchina portuale di Val d'Ario. Un meccanico chioggiotto in forza all'azienda Sorima, dell'età di circa 60 anni, è caduto da una benna dove si era arrampicato per operare. Il volo è stato di 2,5 metri. Stando alle prime testimonianze, l'uomo, seppur cosciente, non aveva la forza di uscire dalla struttura né di chiedere aiuto. Pronti i primi soccorsi da parte dei colleghi, ma per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e l'ambulanza che ne ha disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre, dove giace in osservazione. Le sue condizioni non preoccupano i sanitari. Una volta accertata l'assenza di danni interni, l'operaio sarà dimesso al massimo domani. Lo SPISAL, il Servizio di Prevenzione per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ha intanto disposto il sequestro della benna. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito negli spazi di Chioggia Azzurra. Da 4 mesi non vedono l'ombra di un soldo. Si tratta di 20 lavoratrici in servizio allo scodellamento dei piatti negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia del comune di Chioggia, assunte dalla cooperativa sociale Ego Labor. Lo denuncia il sindacato Funzione Pubblica della CGIL, che parla di continui errori da parte dell'impresa nella trasmissione dei dati all'INPS. La situazione è intollerabile, spiega il delegato sindacale Samad El Ghanami. Per questo abbiamo scritto al Comune chiedendo un intervento urgente nei confronti di Ego Labor, volto a imporre l'anticipo del fondo di integrazione salariale. Se non riceveremo risposte positive nell'immediato, reagiremo con forme di protesta più incisive. Secondo la CGIL, Ego Labor ha più volte sbagliato l'invio dei dati all'INPS. La prima, continua il Ghanami, inviava un file di dimensioni ritenute troppo grandi, la seconda sbagliava i codici fiscali delle lavoratrici, la terza addirittura il numero di autorizzazione nel modello di richiesta, alla faccia dell'errore umano. Il risultato è che delle 50 lavoratrici in servizio, 20 non percepiscono alcunché dall'inizio del contagio e non sono ovviamente tornate a lavorare nelle scuole. Monta la loro rabbia, conclude il sindacalista, non riescono più a tirare avanti. Il FIS corrisponde all'80% della retribuzione ordinaria, che è già irrisoria. Ego Labor dovrebbe vergognarsi. E
convocata per lunedì 29 giugno alle ore 11 nell'auditorium di Calle San Nicolò a Chioggia l'assemblea a cui sono invitati i residenti delle case ex demaniali che si affacciano sulla laguna dell'Usenzo sottomarina e per le quali il Parlamento ha approvato la legge numero 17 del 28 febbraio scorso. Gli interessati potranno quindi avviare l'iter per regolarizzare la piena proprietà degli immobili, acquistando il solo terreno sopra il quale tali immobili vennero costruiti. L'iter che l'amministrazione praticherà ricalca quello già percorso per l'ex Forte di Brondolo, spiega il vice sindaco e assessore al demanio Marco Veronese, e pertanto, sulla scorta dell'esperienza precedente, le procedure dovrebbero essere snelle e veloci. La vera fatica è stata quella che ha visto i cittadini protagonisti tutti questi anni, uniti per superare un pasticcio burocratico iniziato 100 anni fa. La politica in questa occasione ha dato il meglio di sé, come hanno espresso gli stessi abitanti, perché ha saputo ascoltare le loro istanze e approvare il disegno di legge all'unanimità. Ricordo, conclude Veronese, con grande soddisfazione i sorrisi degli abitanti a seguito dell'approvazione della legge Botti-Civanin e la visita sottomarina del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Con riferimento alle misure di contenimento e alla diffusione del Covid-19, i partecipanti all'assemblea di lunedì 29 giugno dovranno confermare la presenza indicando nome e cognome all'indirizzo mail marco.veronese@chioggia.org entro e non oltre sabato 27. Nell'auditorium si potrà accedere solo muniti di mascherina e seguendo le necessarie indicazioni in loco. Nel corso della conferenza stampa quotidiana di ieri, il presidente della giunta regionale Luca Zaia aveva ventilato l'ipotesi di confliggere con i decreti governativi, promuovendo un'ordinanza che, in sostanza, consentirebbe agli autobus e ai treni, e vi è dato di pensare anche ai vaporetti lagunari, di tornare a viaggiare a pieno carico, occupando cioè anche posti obbligati a rimanere vacante durante l'emergenza da Covid. Nell'attesa dell'eventuale emanazione del provvedimento, il capogruppo leghista al Consiglio Comunale di Chioggia, Marco Dolfin, ricorda l'attuale situazione lungo la linea 80 tra Sottomarina e Venezia, gestita da Arriva Veneto. Continuano quotidianamente i disservizi, nota Dolfin, che è pure lavoratore pendolare, con tanti passeggeri che rimangono a terra nonostante debbano recarsi nel capoluogo per lavoro. Io stesso sono rimasto appiedato in attesa di una corriera per il ritorno. Fonte dei disservizi è, secondo l'esponente della minoranza, l'applicazione letterale delle direttive del governo, che riducono appunto la capienza. Solo chi riesce a salire alle prime fermate è sicuro di arrivare a destinazione, osserva Marco Dolfin. Per gli altri è una lotteria, mettendo in difficoltà anche le aziende. La tensione è già alta, con rivolte e blocchi di alcune corse da parte dei colleghi o dei pendolari inviperiti dai ritardi. La Lega chiede al governo risposte per ripristinare la normalità nel trasporto pubblico locale. Fintanto che non arriveranno, conclude il consigliere Chioggiotto, Arriva Veneto dovrebbe inserire alcune corse bis, almeno nelle fasce orarie più frequentate, e se non è in grado di garantire il servizio, lo dica subito, almeno sapremo a chi rivolgersi. Comune e città metropolitana sono avvisati, se continuerà di questo passo, andremo dal prefetto. It's not a game, it's a